Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. La storia raccapricciante del neonato seviziato dal padre 22enne che sperava in un sussidio per l'invalidità. Le sue condizioni fortunatamente migliorano, è stato trasferito nella terapia semi-intensiva. Sta proseguendo il percorso di cura e migliorano le condizioni di salute del neonato di 5 mesi seviziato dal papà anche durante il suo ricovero in pediatria a Padova. Dall'altro ieri il bimbo respira da solo, senza più l'ausilio della maschera d'ossigeno che gli copriva il visino, ma gli ha permesso di superare la fase più critica. Il piccolo non è più in terapia intensiva e si iniziano a vedere i primi segnali di ripresa nel reparto di terapia semi-intensiva. Il percorso terapeutico sta proseguendo secondo quel programma che i clinici hanno impostato e che finalmente sta cominciando a dare dei buoni risultati. Stiamo sempre parlando di una situazione molto delicata, molto particolare, di cui stiamo notando un'evoluzione in senso positivo, ma piccoli passi ogni giorno. La speranza è che le ferite gravissime inflittegli dal padre, 22enne Sinti di Camisano Vicentino, non lasciano conseguenze permanenti nel bambino. Dopo la dimissione, il piccolo verrà trasferito nel centro per la diagnostica del bambino maltrattato. Intanto il sindaco di Camisano Vicentino ha offerto la disponibilità del suo comune, dove risiede la famiglia, per aiutare la mamma del neonato seviziato. Il caso del bimbo di 5 mesi seviziato dal padre all'ospedale di Padova ha destato profonda indignazione e dolore per la scoperta di questa drammatica vicenda. L'uomo, colto in flagranza di reato grazie alle telecamere di videosorveglianza, è stato arrestato. Il movente più accreditato del gesto sarebbe quello economico. La famiglia residente a Camisano Vicentino non era però seguita dai servizi sociali. No, assolutamente no. Noi avevamo avuto un contatto attraverso i nostri uffici, soprattutto dall'anagrafe, che riguardava la residenza di questa residenza sia del bambino, della moglie e dell'altro ragazzo, perché le residenze non sono proprio puntuali tutte nel nostro territorio. Il sindaco ha assicurato fin da subito la disponibilità del comune a fare tutto quanto sia possibile per assistere il neonato e la sua famiglia. Certamente quando arrivano i segnali dalla tutela minori, qua si tratta di tutela minori, noi abbiamo un servizio di eccellenza, abbiamo 2 persone che si occupano proprio della tutela minori, per cui siamo sempre molto disponibili, soprattutto in questi casi qua, perché dobbiamo ricordare che i minori non sono tutelati da nessuno, se non in prima persona dalla famiglia, che sembra che la famiglia in questo momento qua sia in grossa difficoltà. Nel frattempo la procura ha sollecitato il GIP a disporre una perizia medico-legale, mentre il padre si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un gesto, il suo, reiterato da tempo, di cui la madre sarebbe stata all'oscuro. Una sua richiesta di aiuto formale sarebbe comunque indispensabile per essere assistita dal comune. Prima c'è un arrestato, poi la procura deve stabilire quali sono i possibili contatti con noi. Appena noi siamo in contatto con la tutela minori, in cui sta seguendo il caso, appena ci avvertono di qualcosa noi siamo pronti a intervenire. L'importante è che se la madre avesse mai bisogno di qualcosa deve comunque fare il primo passo e chiedere un aiuto dall'altra parte. Il comune in questo momento si rende disponibile ad aiutare. Lo confermiamo. Questo è scontato, siamo qua più che altro per stabilire questi tipi di sicurezza per il nostro territorio. Uno è dei nostri ruoli, è un nostro ruolo di essere amministratori locali. Clamoroso a Sottomarina, un compro oro assaltato in pieno giorno, ingente il bottino. Andiamo subito in diretta da Ilaria Marchiori e da Sandro Ponchio. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio all'interno di questo compro oro che si trova in via Trieste a Sottomarina, dunque in pieno centro, e che un paio di mattine fa è stato proprio assaltato in pieno giorno, ripeto, proprio in pieno giorno. Erano infatti circa le 10:30 quando il titolare è uscito chiudendo a chiave per andare a portare fuori il cane. Si sarà assentato per circa 5 minuti. Quando è tornato ha trovato la porta d'ingresso che state vedendo ripresa dalle telecamere in questo stato, e il disastro proprio qui all'ingresso
all'ingresso, diciamo nella parte antistante, perché poi dall'altra parte ovviamente è tutto protetto e chiuso a chiave. C'era questa vetrinetta, tra l'altro non l'hanno nemmeno rotta, l'hanno aperta con questa chiave, quindi l'hanno aperta, hanno fatto razzia di tutto quello che si trovava all'interno, c'erano orologi d'oro, anelli importanti e molte collane, per poi rubare la merce che si trovava all'interno poi di questa vetrinetta. E adesso quello che vedete è stato piano piano riposizionato in qualche modo dal titolare, ma non c'era nulla. Ecco, qui c'era giunto proprio all'ultimo momento anche il sindaco Armelao. Benvenuto sindaco. Stavamo spiegando che cosa è successo. Allora, ultimamente tra Chioggia e Sottomarina stanno succedendo parecchi atti del genere, ma questo diciamo è il più eclatante. Tra l'altro ricordiamo un comando di 4 persone, sembrerebbe una quinta fuori che aspettava in auto, ma addirittura il titolare ci ha raccontato che mentre stava rientrando qui nel suo negozio, in questo Compro Oro, una persona l'avrebbe fermato per chiedergli alcune informazioni riguardo appunto il suo negozio e la merce che si poteva comunque comprare o vendere, che gli sono sembrate alquanto anomale, quasi come un prendere tempo aspettando che gli altri finissero. Ovviamente queste sono delle supposizioni, però secondo il suo racconto questo essere stato fermato da questa persona proprio poco distante gli è sembrato alquanto strano. Sindaco, cosa sta succedendo qui in città? Sta succedendo che ci sono queste bande organizzate sicuramente che stanno facendo questi colpi, ma quello che ci lascia un po' diciamo senza parole è che era pieno giorno, alle 10 di mattina, quindi ripeto, posso capire, non giustifico, ma capiamo di notte, ma in pieno giorno con queste giornate splendide e qui la gente c'è che passa, quindi creare un danno così è quasi impossibile che nessuno si sia accorto. Quindi, ripeto, io invito veramente i cittadini a non aver paura di segnalare le cose alle forze dell'ordine, perché una segnalazione tempestiva molte volte ovviamente aiuta le forze dell'ordine per poter prendere questi malviventi, insomma. Adesso qui, non so, il proprietario lo conosco, un grande lavoratore. Tra l'altro un'attività, ci raccontava, avviata da circa 2 anni, ha detto 2 anni di lavoro, di fatica mandati in fumo, perché si tratta di un bottino di circa 200.000 euro, non sono pochi. Credo dovrà quantificare lui l'esatta cifra, però è una persona che ha cambiato lavoro, ha impegnato molte risorse anche in questa attività, che stava andando anche, insomma, che dà quantomeno da vivere, però purtroppo questo colpo non ci voleva. Però in pieno giorno, ripeto, questa cosa mi lascia un po' perplesso, perché poi ovviamente avviserò anche il prefetto, chiederò ancora un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, però invito veramente i cittadini a collaborare, a non aver paura, collaborare, segnalare le cose che non vanno, perché rompere una vetrina è impossibile non aver sentito un rumore qui intorno. Ripeto, qui c'è gente che passeggia alle 10 di mattina, che va in lungomare, quindi vuol dire che dobbiamo cercare di essere tutti responsabili della nostra città, non pensare ma sì, chiameranno, no. Chiama te, 10 chiamati in più servono, magari nessuno ha chiamato e te sei l'unica persona che segnala questa cosa, insomma. Ecco, questo appello alla cittadinanza da parte del sindaco Armelao è davvero importante, perché proprio ieri, durante una conferenza stampa in questura, il questore Gaetano Bonaccorso ha ribadito l'importanza della partecipazione proprio della cittadinanza, e l'abbiamo visto anche con quelle che sono state le recenti spaccate a Mestre e con la collaborazione dei cittadini, che è stata fondamentale proprio per arrivare poi ad arrestare una persona. Dunque la collaborazione dei cittadini, comunque ribadiamolo sempre, che deve essere in totale sicurezza, è fondamentale. Una telefonata potrebbe salvare la vita e aiutare a prendere i responsabili anche in questo caso come in tutti gli altri. Ringrazio il sindaco Armelao per averci raggiunto. Qui da Sottomarina è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie molte, grazie Ilaria, grazie al sindaco che tra l'altro fa parte delle forze dell'ordine, è un agente di polizia. Ilaria Marchiori ha citato le dichiarazioni del questore Bonaccorso, il questore di Venezia. Sentiamo cosa ha detto. Abbiamo calcolato una cinquantina di persone che denotano
livelli di pericolosità sociale che vanno sicuramente contrastati, e questo peraltro stiamo facendo. Il questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, a margine della presentazione dei nuovi funzionari in questura, ha affrontato anche la questione spaccio a Venezia e terraferma. Ovviamente vanno individuate le caratteristiche di questa criminalità, che sono caratteristiche di quantità criminale, di individualità e di grande mobilità sul territorio. L'elemento della mobilità comporta evidentemente una sostituzione e un rinnovamento delle presenze, che richiede quindi conseguentemente un'attività di analisi costante e un'azione di prevenzione e di repressione costante nei confronti anche dei nuovi ingressi. Il lavoro della questura, numeri alla mano, dice è costante. I dati danno un indicatore di un numero di arresti importanti, peraltro danno indicatori di un'attività importante che evidentemente non si misura solo negli arresti ma anche nelle misure di prevenzione che sono state adottate dalla questura. Anche i numeri dei soggetti identificati sono cresciuti significativamente. E sulle recenti risse a Mestre e Altobello, Bonaccorso commenta. Queste tensioni vanno monitorate con molta attenzione. Veda, la presenza di talune etnie viene in alcuni periodi storici alimentata da nuovi ingressi, e nuovi ingressi possono determinare anche alterazioni, per cui è un'attività che va verificata, che va seguita con molta attenzione, partendo dalle identificazioni dei soggetti che sono coinvolti. Intanto Eugenio Masino ha preso la guida della squadra mobile al posto di Giorgio Di Munno. Elena Iolanda Ceri è invece la nuova dirigente della Polizia Amministrativa e Sociale, mentre Paola Tozzi ha assunto il ruolo di portavoce del questore e capo di gabinetto. Oltre 5 nuovi commissari e 3 che hanno cambiato funzione. Spaccio e degrado a Mestre, aggressioni ma furti in tutte le province del Veneto. Parleremo soprattutto dell'assalto alla Marca Trevigiana, ma anche l'Alto Vicentino non si sottrae a questa ondata di intrusioni. Andiamo subito da Monica Smiderle a Nove. A te, Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. L'ondata di furti che si sta registrando nell'area soprattutto del Bassanese non si arresta, particolarmente colpiti i comuni di Rossano Veneto, Tezze sul Brenta, Cartigliano e Nove. Noi ci troviamo proprio a Nove, in questo momento in via San Giuseppe, battuta ieri sera dai ladri. Con noi c'è l'assessore alla sicurezza Marco Carlesso. Allora, che cosa sta succedendo a Nove? Si stanno registrando molti furti e tentativi di furto. Buongiorno a tutti. Sì, purtroppo nelle ultime 2 settimane stiamo registrando una montagna di furti. Siamo già che sono riusciti ad entrare nelle case già più di 10 furti senza più tutti i tentati furti. La cosa che non ci capiamo, perché comunque sono tutti furti a random, non è che hanno preso di mira solamente una zona, però in tutti i 4 quartieri del paese. È una situazione naturalmente che preoccupa molto i cittadini. Come amministrazione comunale come vi state muovendo? Allora, è già da un annetto che abbiamo reiniziato per fare ripartire il sistema di videosorveglianza che avevamo praticamente bloccato da più di qualche anno. E i targa system sono già attivi da circa 1 mese e mezzo, e l'altro progetto invece che stiamo cercando di lavorare è proprio sul controllo del vicinato. Questo era un progetto che abbiamo sempre tentato di portare avanti. Logicamente siamo un po' rallentati per le problematiche solite della burocrazia italiana. Sì, perché insomma è difficile parlare di ronde, ma noi entriamo con l'assessore nella casa della famiglia Mossolin, che ieri sera è stata colpita dai ladri. Troviamo il signor Diego. Buongiorno a lei. Allora, che cosa è successo? Ci racconta. Allora, ieri sera intorno alle 17:30 eravamo via, avevo lasciato anche le luci accese e hanno tentato lo stesso di entrare, prima per la porta dove si vedono i segni del tentativo di scassare, di aprire la serratura, e non ci sono però riusciti, nonostante la porta non sia giovanissima. Ma i ladri non si sono arresi? Che cosa hanno fatto? Non si sono arresi, purtroppo si sono trasferiti alla finestra qui vicino e qua mi hanno rotto il vetro
Facciamo vedere con il collega Alessandro Costacurta il vetro rotto della finestra. Che adesso ho messo un po' di nastro adesivo e da là hanno aperto la maniglia, sono entrati e hanno rovistato soprattutto nelle camere, perché nelle altre stanze non abbiamo trovato niente di particolare, hanno buttato tutto per aria in cerca di probabilmente contanti o gioielli, oro, perché i telefonini, computer non gli interessavano evidentemente. Ma sono stati disturbati dall'arrivo di chi? Esatto, dopo circa 20 minuti dopo è tornata mia figlia, che era via anche lei, e probabilmente loro erano quasi sicuramente, secondo i carabinieri, dentro e hanno sentito arrivare l'auto, aprire il cancello e allora si sono precipitosamente fuggiti dall'altra porta, la porta secondaria della casa, e scappati verso il cancelletto che abbiamo. E penso che anche per quel motivo poi non abbiano fatto tantissimi danni, perché sono dovuti precipitosamente andarsene, insomma. Come vi sentite? È un po' strano, diciamo, no? Perché soprattutto mia figlia, che è quella che aveva scoperto, è anche giovane, è arrivata e aveva parecchia paura, mentre per me, che sono più vissuto, purtroppo è diverso. Sì, è una cosa, è la prima volta che ci succede in casa e quindi è una cosa particolare, è una forma di violenza, non è una violenza fisica, ma è una violenza psicologica, perché vieni a perdere quella fiducia, quel senso di sicurezza che provi in casa tua. Cioè, a casa tua è l'ambiente dove stai meglio, ti senti sicuro, e improvvisamente cambia tutto e perdi questa fiducia. Insomma, e questo è una cosa che poi penso ci vorrà del tempo, un po' di tempo per recuperare, insomma. Assessore, il signor Diego parla di violenza. Come si fa ad aiutare i cittadini ad arrestare questa ondata di furti? Lei parlava di ronde, di organizzare delle ronde. Allora, noi stavamo parlando di organizzare anche qui a Nove il controllo del vicinato, proprio per riuscire ad avere più informazioni possibili da poter dare alle forze dell'ordine. Logicamente l'appello che faccio anche a tutti i cittadini è quello che anche se hanno un tentato furto o hanno alcune prove che hanno tentato di entrare nella propria casa, di dare comunque queste notizie alle forze dell'ordine, perché tutto può aiutare per riuscire a prendere queste persone. Io ringrazio il signor Diego Mussolini, ringrazio l'assessore Marco Carlesso. Direttore, ti restituisco la linea. Grazie a Monica Smiderle e ad Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Non facciamo altro che raccontare di furti, raffiche di furti in abitazioni, in imprese, nelle palestre, nelle scuole, dappertutto, anche nei ristoranti, nei bar, ovunque si possa fare qualcosa, entrano e spariscono, sono dei fantasmi. Le piste sono quelle dei predoni dell'est oppure dei senza tetto, delle tantissime persone che arrivano in Italia, non hanno né occupazione né lavoro e in questo modo si procurano di che vivere. Andiamo a Vicenza, dove è stato arrestato non un ladro ma un rapinatore seriale. Aveva seminato il terrore per le strade di Vicenza, un rapinatore seriale di anziani che avrebbe messo a segno almeno 4 colpi, l'ultimo a fine settembre, lo scippo di una signora di 89 anni. Dopo aver individuato la sua vittima, le aveva strappato una collana d'oro che portava al collo mentre camminava in Contracanove Vecchie, a pochi metri di distanza dal centralissimo Corso Palladio. Lanciato l'allarme alla polizia, gli investigatori della squadra mobile di Vicenza si erano subito messi sulle sue tracce. Gli agenti lo avevano intercettato il 27 settembre in sella a una bicicletta. La sua descrizione corrispondeva esattamente al profilo del rapinatore che aveva strappato violentemente la collana all'anziana signora. Ma invece di intervenire subito, gli agenti della sezione antirapina della squadra mobile lo avevano pedinato fino a un compraoro dove aveva tentato di vendere la collana. A quel punto la polizia era entrata in azione identificandolo e arrestandolo in flagranza di reato. Si tratta di un italiano di 29 anni con un lungo curriculum di pregiudicato. Portato nella casa circondariale di Vicenza, era stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Nel frattempo è partita una complessa e articolata indagine per accertare le sue responsabilità riguardo ad altri scippi ai danni di anziani. 4 le rapine improprie che gli sono state contestate, tutte compiute a settembre. Per questo oggi è stata data esecuzione proprio nella casa circondariale di Vicenza a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 29enne adesso dovrà rispondere dell'accusa di essere uno scippatore seriale di anziani. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, oggi regia Mattia Pizzaia e Alberto Pivetta. Vediamo anche le cartomanti in azione. In azione, vedete questo titolo della Tribuna di Treviso, le fa girare un video senza veli e poi la ricatta una donna ingannata da questa chiromante. Bisogna fare attenzione anche a queste fattucchiere, ai maghi, perché ci sono truffatori scatenati anche su quel versante. A Padova controlli della polizia potenziati nell'area della stazione dove è stato richiesto l'intervento dei volanti per una lite all'interno di un locale pubblico. Una donna è stata aggredita anche alla Sacra Famiglia. Questa è la breve sui controlli e gli arresti in questura. Grazie regia, grazie. A solo 15 anni uno degli stranieri coinvolti in una lite che rischiava di trasformarsi in rissa in un locale pubblico di Piazzale Stazione a Padova. Il giovanissimo, di origini egiziane, aveva ingaggiato una colluttazione con un 27enne tunisino, ma non ha esitato a scagliare una sedia contro un vigilante. All'arrivo delle volanti i due sono stati portati in questura e foto segnalati. È stata invece aggredita da un 21enne italiano, una giovane donna iraniana che stava passeggiando alla Sacra Famiglia. Nei confronti del giovane, già raggiunto da un ammonimento del questore per violenza domestica, è stato adottato adesso un avviso orale. Da inizio anno sono 7.600 le persone controllate dalla polizia, per 230 è scattata la denuncia, 29 gli arresti. In totale sono 34 gli avvisi orali adottati dalla divisione anticrimine nelle ultime 2 settimane, ai quali vanno aggiunti 6 Daspo Willy, 14 ammonimenti per violenza domestica e stalking e 4 fogli di via obbligatori. Ladri in azione anche nel centro di Padova e nella cintura del Padovano, a Rubano, a Vigo d'Arzere. 2 ladri sono stati fermati dai carabinieri proprio in flagranza di reato. Fondamentale è stata la chiamata del proprietario di casa al 112, era fuori città e ha ricevuto l'alert sul telefono dell'intrusione dei ladri nella sua abitazione. I carabinieri, intervenuti in 5 minuti, sono arrivati nella casa del quartiere Palestro mentre i predoni stavano arraffando gioielli e tablet. La reazione dei malviventi, 2 cittadini egiziani senza fissa dimora e con precedenti, è stata violenta. Questo è il racconto del militare intervenuto. Mi sono avventato immediatamente verso questa persona che però, non riuscendo ad aprire la finestra, ha fatto dietro front e si è diretto verso di me. Qui abbiamo avuto una colluttazione in cui fortunatamente ho avuto la meglio e sono riuscito ad ammanettarlo. E successivamente abbiamo notato che era in possesso di un coltellino nella tasca posteriore destra. L'arma, un coltellino svizzero multiuso, è stato subito sequestrato, i 2 stranieri arrestati per tentata rapina aggravata. I carabinieri entrati in casa avevano il taser, ma nonostante la colluttazione non lo hanno usato. Avere il taser, che è uno strumento in più non letale ma comunque coercitivo efficacemente, è una sicurezza in più. Infatti l'accesso l'ho effettuato prima io proprio per neutralizzare un'eventuale minaccia immediata. La refurtiva è stata poi consegnata al proprietario di casa. Abbiamo avuto il plauso soprattutto del proprietario che, essendo anche una persona abbastanza anziana, è rimasta molto contenta di poter rientrare in possesso di alcuni oggetti che erano per lui più che altro di valore affettivo che non poi di valore economico. Quindi per noi la maggiore soddisfazione è proprio quella, poter vedere il cittadino soddisfatto di chiamare il 112 e riuscire a risolvere la situazione. I carabinieri invitano i cittadini a dotarsi di allarme magari collegato con i numeri di emergenza come al 112. I ladri infatti agiscono non solo nelle ore serali ma anche di giorno. I furti, soprattutto in zona centro, non stanno avvenendo soltanto nelle ore serali, ma anche durante il giorno e in particolare durante giorni festivi o durante eventuali ponti legati alle festività che appunto porta i cittadini ad allontanarsi dalle loro abitazioni. Complimenti ai carabinieri e alle forze dell'ordine che fanno
il possibile, ma è davvero un'invasione di ladri che d'altra parte sono spesso persone senza tetto, senza occupazione, vanno in galera qualche giorno dove sono ospitati, no? Sia pure nelle celle, anche foraggiati, perché altrimenti non mangiano, e quindi dopo qualche giorno vengono rimessi in libertà, quindi è un cane che si morde la cosiddetta coda. E sull'uso del taser da parte della polizia locale, scontro a Padova tra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale. La decisione sulla dotazione o meno di taser alla polizia locale spetterà al Consiglio Comunale. La competenza infatti è delle amministrazioni comunali, lo ha ribadito anche il prefetto Giuseppe Forlenza. La questione taser era stata sollevata proprio da una quarantina di agenti della polizia locale che tramite i rappresentanti sindacali avevano richiesto questa dotazione. L'assessore Diego Bonavina, sulla scia delle dichiarazioni del prefetto, ha detto che porterà la discussione in Consiglio Comunale. La maggioranza ha espresso più volte la sua contrarietà a questa dotazione. Allora, in Consiglio, Coalizione Civica per Padova, se si dovesse arrivare al voto, esprimerà la sua posizione, che è quella che abbiamo da sempre, e quindi contraria. Intanto ci terrei a sgombrare il campo. La polizia locale non è una forza di polizia, nonostante il nome, non si occupa di ordine pubblico, ha altri importantissimi ruoli. Nel momento in cui ci sono delle situazioni di difficoltà interviene sempre con la Polizia di Stato o con altre forze di polizia, e peraltro il taser, quando è stato dato in dotazione da organi come la Polizia di Stato per esempio, non è stato praticamente mai utilizzato, e questi sono dati. Quindi, come dire, siamo nel campo delle battaglie ideologiche, delle strumentalizzazioni della destra. La minoranza, con Fratelli d'Italia in testa, da tempo chiede che la questione taser invece venga affrontata. Che noi sono 6 anni che cerchiamo di discuterne nell'organo deputato a decidere se vengano o meno adottati questi taser, che è il Consiglio Comunale. Sono 6 anni che ci viene negata la discussione. Oggi, per fortuna, anche altre istituzioni, penso al prefetto, hanno dichiarato chiaramente che la scelta spetta al Consiglio Comunale, e rinnoviamo l'invito al sindaco e alla maggioranza di consentire una discussione seria e trasparente, che poi indichi chi pensa che questa città necessiti di maggiore sicurezza e chi invece pensi, con il classico buonismo, che va tutto bene come nella pubblicità. E a Castelfranco ignoti si sono introdotti nell'abitazione di Matilde Gariboldi Muschietti, che fa parte di una famiglia molto nota a Castelfranco da diverse generazioni, bottino di 350.000 euro con questa donna affranta e l'arrampicata dei ladri lungo sulla grondaia. Non ce la faccio a stare a casa, guardi, è proprio, ho passato qualche sera da una mia amica e adesso siamo via un paio di giorni e dopo ritornano anche i miei vicini di Pianerotolo. Via dalla casa in cui si è trovata faccia a faccia con i ladri, se n'è andata per qualche giorno insieme alla figlia Matilde Gariboldi Muschietti, sorella dell'ex primo cittadino Franco, con la famiglia titolari della storica farmacia Alla Gatta di Piazza Giorgione, vittima dell'ennesimo furto in abitazione nella Marca. Un bottino importante tra orologi antichi, Rolex e gioielli, almeno 350.000 euro. I ladri però, entrando in casa sua, hanno portato via anche qualcosa di intangibile ma dal valore inestimabile, la libertà e la bellezza di stare soli. Non ho mai avuto paura a stare a casa da sola, proprio per me la casa mi dava serenità, poi quel posto, tranquillità, protetta mi sentivo. Purtroppo mi ha scatenato questa paura incredibile che dico io non ho mai provato. La sua casa, quella ritenuta più sicura, ecco perché i gioielli di famiglia si trovavano lì, una casa in cui sta diventando difficile restare. L'unica cosa, dico, sono ancora qua, incolume, sana, ed è l'unica cosa che mi fa pensare che poteva andare ancora peggio, però le dico è un trauma, uno shock che io non auguro a nessuno. La torcia puntata in volto, il ladro con la cassaforte in mano che le passa accanto per poi calarsi giù dalla grondaia insieme al complice e scappare oltre la muretta di cinta. Matilde cerca aiuto e trova i vicini di casa. Siamo andati tutti su, è brutto perché li ha trovati incappucciati con col passamontagna e sono saltati proprio giù. È facilissimo perché qua a grondaia sono come i gatti quella gente lì. Anche i carabinieri stessi dicono che c'è un allarme proprio di furti
tremendi. Grande solidarietà espressa dalla comunità di Castelfranco, dove la famiglia Muschietti è conosciuta e ben voluta. In tanti questa mattina hanno fatto visita alla farmacia per chiedere notizie ed esprimere la loro vicinanza. Tanti colpiti dall'ennesimo furto messo a segno. Mi dispiace, proprio mi dispiace di cuore, loro lo sanno, gli andrò anche a dire. Guarda, è stato un colpo grosso per noi ieri sera a sentire una cosa del genere. Secondo me sono un gruppo che si spostano, perché 20 giorni fa erano al Conegliano Vittorio Veneto. Impianto di allarme, telecamere, tutto quello che era possibile fare l'abbiamo fatto, speriamo bene. Cambiamo il logo del telegiornale, Focus TG, furti non stop. Facciamo così perché passiamo da un furto all'altro e infatti andiamo adesso a Pieve di Soligo, dove dei derubati hanno inseguito coraggiosamente i ladri, ma sono stati minacciati con dei manganelli. Andiamo in diretta da Francesca Bozza per la parte tecnica, Tommaso Migotta. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, è vero, furti non stop, perché ne parliamo ogni giorno nei nostri telegiornali di furti andati a segno, tentati spesso a sparire, a finire nel bottino dei ladri. Sono gioielli, ricordi di famiglia, ricordi di persone che non ci sono più, e quindi si aggiunge questo dolore profondo. Qui a Pieve di Soligo, in via Dolomiti, ladri in azione alle 18:30, quindi insomma nel tardo pomeriggio, anche se con il cambio dell'ora inizia già a far buio, ed è proprio di questo che approfittano i malviventi per entrare in azione. Insieme a me il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldano. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti. E in questo caso, l'hai detto tu direttore, i vicini si sono resi conto che c'era qualcosa che non andava, hanno visto i ladri in azione con le pile in mano, non hanno avuto paura, ma hanno iniziato a rincorrere i ladri a bordo di un'auto. I malviventi, quando hanno visto questo, hanno estratto dei manganelli e hanno minacciato i cittadini, che chiaramente intimoriti si sono fermati, ma sono stati pronti a segnare il numero di targa, il numero della targa a bordo della quale stavano fuggendo i malviventi, auto che poi è stata abbandonata e i ladri sono poi scappati tra i campi a piedi, ma i cittadini hanno segnalato tempestivamente ai carabinieri il numero di targa, permettendo poi appunto di ritrovarla. E quindi un'azione di grande civiltà e di senso di comunità, sindaco. Sì, sicuramente va il ringraziamento a questi cittadini che hanno collaborato con le forze dell'ordine per cercare di assicurare alla giustizia questi malfattori, questi ladri. La vicinanza di tutta la comunità va alla famiglia che ha subito il furto, e devo dire che il fatto che una comunità sia pronta a non chiudersi dietro le finestre, ma a partecipare alla vita sociale, a segnalare i furti, è un fatto estremamente positivo. Da questo però l'invito è sempre quello di chiamare il 112, di avvisare le autorità competenti, perché non si sa mai con che persone si ha a che fare. Da dire che siamo riusciti insomma a scambiare due parole tramite il cancello con il padrone di casa, con la vittima di questo ennesimo furto, che in modo molto gentile ci ha chiesto di lasciarli stare. Immaginiamo che lo shock, perché poi il furto, sapere che qualcuno è entrato nella propria abitazione, ha messo le mani tra le proprie cose, è un sentimento che fa fatica a passare. Ma è una violenza fisica, umana, oltre che materiale proprio. Per chi ha subito i furti in casa sa quanto pesante è rientrare e immaginare che le tue cose siano state toccate, alcune sottratte, ma la casa distrutta, e qualcuno abbia comunque violato la tua proprietà, la tua intimità. Ecco, questo è un sentimento che ho avuto anche la sfortuna di provare nel passato, e so cosa si prova quando succede questa cosa. Abbiamo detto che sono ormai quotidiani purtroppo i furti nella Marca, e un'esasperazione che poi potrebbe sfociare in una giustizia fai da te che potrebbe diventare pericolosa. Sì, che invito sempre a non fare. La cosa più intelligente, più opportuna a fare è quella di chiamare le forze dell'ordine, interfacciarsi oppure segnalare, ma senza dover intervenire. Non si sa mai con chi si ha a che fare, non si sa mai se queste persone sono armate, e tante volte basta il senso civico, il senso di partecipazione, o anche segnalare semplicemente che delle cose non risultano normali all'interno di una lottizzazione, c'è una macchina parcheggiata da 2 giorni. Ecco, non essere superficiali tante volte aiuta le forze dell'ordine a prevenire e a evitare interventi più pesanti.
Un'ultima battuta sul fronte sicurezza: pensate di implementare i sistemi di sicurezza, le videocamere, di intensificare i controlli? Come vi state muovendo? Noi abbiamo un sistema di videosorveglianza e di lettura targhe che è collegato direttamente alla questura e alla prefettura, è coordinato e gestito con i vari comuni, quindi chi entra nel quartiere del Piave sostanzialmente viene tracciato sempre. Chiaro che è un tracciamento a posteriori, serve per le indagini, non è un intervento preventivo. In queste sere abbiamo implementato la presenza dei vigili in orario serale, proprio perché controllino il territorio in coordinamento con la locale caserma dei Carabinieri, con le forze dell'ordine, in maniera che si sappia che in alcune zone sono presenti i vigili, quindi non serve che i Carabinieri magari passino in quella zona. Ecco, la collaborazione anche tra istituzioni è una risposta importante nei confronti di questi malviventi. Grazie al sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldana. L'allarme furti è stato confermato anche dal procuratore Martani, che ha parlato di recrudescenza e contemporaneamente però ha spiegato come le risorse siano poche per far fronte alle indagini. E dall'altra parte furti in corso, l'associazione Furti in Corso parla di un 30% in più di casi rispetto all'anno scorso. Vi lascio con il servizio, con Tommaso Migotta, il sindaco da Pieve di Soligo. È tutto. La Marca assediata dai ladri. La recrudescenza di furti è confermata anche dal procuratore di Treviso Marco Martani. Non un'unica banda, dice, ma più di una. Ladri sempre più sfrontati e coraggiosi. Agiscono in quartieri affollati e nonostante le telecamere. È la fotografia della criminalità che sta mietendo giorno dopo giorno nuove vittime. 4 furti registrati ieri a Monastier, 1 messo a segno. 4 tentati furti a Castelfranco, 2 messi a segno. Bottini stellari. Raid di furti segnalati a Roncade, Conegliano, Breda di Piave. La pila di denunce presentate ai Carabinieri si allunga giorno dopo giorno, ma le risorse per le indagini sono poche. Cambierebbe, dice il procuratore Martani, se si mettessero in campo le stesse forze dispiegate per reati più gravi, come gli omicidi. A febbraio di quest'anno Martani parlava di 8 procedimenti archiviati su 10. A confermare l'escalation anche il sindaco di Castelfranco, comune teatro degli ultimi 2 furti milionari. Sono bande organizzate che tendono a fare questi colpi durante questa stagione, non solo a Castelfranco Veneto come si vede purtroppo, ma è diffusa questa pratica illegale. I consigli e i suggerimenti: cercare di evitare di tenere valori piuttosto che soldi in contanti in casa, perché sono bottini che pagano, fra virgolette, coloro che delinquono. Di risorse parla anche Marcon. I corpi di polizia locale, gli organici sono sempre più risicati e si ha difficoltà a garantire la sicurezza anche attraverso la polizia locale. Chi ha provato a quantificare questa recrudescenza è l'associazione Furti in Corso. Rispetto allo scorso anno, furti aumentati del 30%. A differenza dello scorso anno, nello stesso periodo abbiamo avuto un aumento, possiamo dire a livello spannometrico, del 30-35% in più di segnalazioni, di tentativi di effrazione e furti in se stessi. Il problema è generalizzato in tutte le frazioni, quindi non c'è una frazione particolare se non quella, diciamo, dell'Alto Trevigiano per ora, della zona di Godego Sant'Urbano, che è stata un po' martoriata, però è effettivamente un problema. C'è stata una svolta clamorosa nelle indagini sull'incidente che è costato la vita ad Eleonora Chinello, la 14enne di Sant'Angelo di Pieve di Sacco, che era stata investita mentre andava a scuola in bicicletta. La procura ha indagato la dottoressa del SUEM intervenuta. L'accusa è che non l'avrebbe soccorsa, non avrebbe tentato di rianimare la ragazza. La denuncia nei confronti del medico è partita proprio dall'azienda sanitaria locale. Sentiamo Valentina Visentino. Siamo con il dottor Aldo Mariotto dell'USL 6 di Padova, direttore sanitario, dopo la svolta per quanto riguarda la morte di Eleonora Chinello, 14 anni, di Sant'Angelo di Pieve di Sacco, rimasta uccisa dopo l'investimento da parte di un'auto. Un'altra persona indagata, si tratta di una dottoressa che era intervenuta insieme ai sanitari del 118 e, secondo quanto è emerso, non avrebbe sottoposto
sottoposto la piccola Eleonora alle cure adeguate. La denuncia è partita proprio dagli infermieri che erano presenti al momento del soccorso e siete stati voi dell'USL 6 a riferire alla procura quanto è accaduto. Sì, ma prima di tutto devo sottolineare che siamo vicini al dolore della famiglia come azienda sanitaria e anch'io personalmente come direttore sanitario, e soprattutto siamo dalla stessa parte loro nella ricerca della verità. Infatti è stato grazie a una relazione assai circostanziata fatta dai nostri infermieri, da una nostra infermiera e da una della Croce Verde, che abbiamo potuto sporgere denuncia all'autorità giudiziaria nell'imminenza dei fatti, e questo dimostra sia un intervento professionalmente adeguato, ma anche adeguato dal punto di vista della responsabilità nei confronti della comunità servita da parte dei nostri operatori. Non faremo sconti di nessun tipo in un caso come questo, se sarà accertata la responsabilità, come io credo che avverrà. Di che tipo di contratto stiamo parlando? La dottoressa era una dottoressa a gettone o faceva parte di una cooperativa? No, la dottoressa fa parte della cooperativa CMP di Bologna e non è una dottoressa a gettone nei nostri confronti. La differenza è che mentre i medici libero professionisti a gettoni ricadono nella piena responsabilità di gestione da parte dell'azienda, nel caso delle cooperative invece la responsabilità di gestione della cooperativa stessa, e i nostri rapporti riguardano uffici specifici che hanno rapporti diretti con i responsabili della cooperativa, ma non nella gestione diretta dei singoli professionisti. Da questo punto di vista però bisogna ricordare che i requisiti di legge sono contenuti in un decreto di Giunta regionale del Veneto del 2022, il numero 870, e la dottoressa è in possesso di tali requisiti. Attualmente la sua posizione, ovviamente poi spetterà alla cooperativa, ma ci potrebbe essere una sospensione nei suoi confronti. Ecco, noi abbiamo chiesto cautelettivamente alla cooperativa la sospensione della dottoressa in attesa dell'accertamento dei fatti, a scopo anche precauzionale naturalmente. Importante e fondamentale è stato ovviamente il lavoro degli infermieri del 118, dell'USL 6, che poi appunto hanno riferito quanto è accaduto, ma che al momento dell'incidente hanno prestato e tentato di rianimare Eleonora Chinello, deceduta poche ore dopo in ospedale a Padova. Ma ricostruiamo i fatti e quanto è avvenuto nel nostro servizio. Non l'ha soccorsa, non avrebbe mosso un dito per aiutarla. Oltre all'automobilista che l'ha investita, c'è un nuovo indagato per la morte della 14enne Eleonora Chinello di Sant'Angelo di Pieve di Sacco e della dottoressa del SUEM che è arrivata sul luogo dell'incidente lunedì 28 ottobre. A prestare le prime cure alla studentessa dell'Istituto Lazzari di Dolo sono stati gli infermieri dell'ambulanza. A denunciare la grave omissione della dottoressa è stata la stessa autorità sanitaria dell'ospedale di Pieve di Sacco. La donna, 62enne, residente nel Casertano, per ragioni che dovranno essere chiarite dall'inchiesta, al suo arrivo sul luogo dell'incidente si è come bloccata e si sarebbe rifiutata di attuare qualsiasi operazione e manovra di soccorso sulla 14enne, a cui hanno dovuto poi pensare gli infermieri, che poi hanno ovviamente denunciato il fatto ai superiori, facendo scattare la segnalazione alla procura. Il pubblico ministero ha così dovuto disporre l'autopsia sul corpo di Eleonora per accertare se la condotta del medico abbia influito sul decesso della 14enne, morta poche ore dopo in ospedale a Padova. La famiglia, in merito a quanto emerso come ultime notizie, non si è voluta esprimere nel dettaglio, perché ovviamente è enorme lo sconforto e il dolore che li pervade in questi giorni. E l'unica cosa che si sono limitati a dire è che spetterà appunto all'autorità giudiziaria far luce su quanto purtroppo accaduto,
sia sul comportamento di questo sanitario che anche in merito alla dinamica effettiva del sinistro. Eleonora quella mattina era uscita di casa in bicicletta e stava andando a prendere l'autobus per andare a scuola ad Olo. È stata investita da un'auto guidata da un 34enne di Campolongo Maggiore. Il magistrato ha anche disposto un accertamento tecnico con consulenza cinematica per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, che verrà eseguita venerdì. L'autopsia sul corpo di Eleonora, che si sta eseguendo in queste ore, ha fatto nuovamente slittare la data dei funerali. Una notizia arrivata poco fa: è morto a 70 anni l'attore trevigiano Fabio Sartor, nato a Castelfranco Veneto. È stato protagonista di importanti produzioni teatrali e cinematografiche, aveva lavorato con Mel Gibson in La Passione di Cristo e anche in teatro aveva lavorato con grandi registi come Giorgio Strehler e Luca Ronconi. La sentenza di primo grado nel processo per l'aggressione al penalista padovano Piero Longo sono stati condannati 2 imputati. A 4 anni dall'aggressione sono arrivate le condanne per la coppia che la notte del 30 settembre del 2020 aveva picchiato nell'androne di casa l'avvocato Piero Longo, il noto penalista padovano, ex senatore di Forza Italia ed ex legale di Silvio Berlusconi. Luca Zanone, elettricista, e la sua fidanzata Silvia Maran, commercialista, sono stati dichiarati colpevoli e condannati a 3 anni e 2 mesi di carcere, a cui si è aggiunta l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. È stata quindi accolta la richiesta del pubblico ministero, nonostante la difesa avesse puntato sulla legittima difesa. Piero Longo era stato aggredito dalla coppia nell'androne della sua abitazione di Padova il 30 settembre del 2020. Presenti in aula anche un'altra protagonista della storia, una 35enne padovana che era rimasta all'esterno del condominio quella notte, attorno alla quale ruota la vicenda che ha fatto scattare l'aggressione. La giovane non aveva partecipato materialmente all'aggressione e quindi è stata assolta in primo grado. Intanto a Venezia continuano le indagini su un presunto stupro in campo Cesare Battisti, ma nel frattempo in campo San Giacometto è comparsa una scritta misteriosa. Vediamo Filippo Fois. Di quella minaccia lasciata da mani ignote sui Masegni di Campo San Giacometto, a 2 passi dal ponte di Rialto, oggi si indovinano a malapena alcune lettere, ma prima di essere cancellata l'hanno vista in molti. Stupratore hai le ore contate, scritto in caratteri maiuscoli e seguito da una cifra, 1312, che nel linguaggio dei graffiti significa ACAB, All Cops Are Bastards, un epiteto contro le forze dell'ordine apparso anche sul ponte dei Frati di Campo Sant'Angelo. Il riferimento è al presunto stupro nella toilette di un locale di Campo Cesare Battisti di una turista 17enne ad opera di un militare a Venezia per il 4 novembre. Una vicenda tutta da chiarire a partire dall'identificazione della vittima, su cui indagano le forze dell'ordine. Qui di notte è il popolo, lo chiamano della movida, in realtà è il popolo dello sballo che arriva dall'alcol sicuramente, ma soprattutto dalle droghe. Qui a Rialto, come a Margherita, come a Canareggio, c'è spaccio di droga, lo sanno tutti, soprattutto alle istituzioni. E allora cosa facciamo? Deve essere il cittadino che prende mano a una soluzione? No, perché sennò diventeremmo quasi come gli americani. Iginio Mascari gestisce un'attività di famiglia che l'anno prossimo compie 80 anni, con altri residenti e protagonista di una resistenza che anche qui la città e i suoi abitanti stanno lentamente perdendo per logoramento, l'involuzione anche dell'area di Rialto. Queste cose succedono nel cuore di Venezia anche perché le istituzioni, ovviamente mi riferisco a quello che sono le forze del nostro comune, perciò dalla polizia comunale e quant'altro, e fanno orecchie da mercante. Perché con la scusa che non ci sono soldini dicono si arrangerà il cittadino come potrà. Li chiami, arrivano dopo 45 minuti sorpresi che non ci sia nessuno e infatti succedono un po' di disastri. Spacciava cocaina lungo la ciclopedonale Ostiglia, il 18enne arrestato a Campo San Piero dagli agenti della polizia locale. Francesco Rattai. Aveva con sé 10 dosi di cocaina più 800 euro il 18enne tunisino clandestino in Italia, arrestato in flagranza di reato dagli agenti della polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. L'arresto è avvenuto a Campo San Piero, nell'Alta Padovana, durante un controllo dei vigili insospettiti da uno strano andirivieni nei pressi di un casolare abbandonato lungo la pista ciclopedonale Ostiglia.
Nonostante il tentativo di fuga, il 18enne è stato bloccato dagli agenti che hanno sequestrato la droga e i contanti. Dopo l'arresto in flagranza, il giovanissimo è stato processato per direttissima, condannato a 5 mesi e al pagamento di 1.500 euro di multa. Per il tunisino è scattato un decreto di espulsione dall'Italia e l'accompagnamento al centro per il rimpatrio di Milano. Attenzione, perché potrebbero cercare di vendere la vostra casa a vostra insaputa. È successo anche questo. Sentiamo Nicola Marcato. I proprietari di casa non sapevano nulla. Un signore ha finto di poter vendere un immobile per prendersi la caparra. Vediamo. C'è chi ha tentato di vendere il Colosseo, la Fontana di Trevi. I 2 truffatori pizzicati dalla Guardia di Finanza di Treviso si sono limitati ad una casa, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Un affare all'insaputa dei veri proprietari dell'immobile. Italiano lui, di origine marocchina lei. Il primo è un pluripregiudicato, noto per la sua lunga carriera criminale, che si è presentato come rappresentante legale di una società immobiliare dell'Alta Padovana intestata a sua cognata. L'uomo ha proposto l'acquisto per 120.000 euro di una casa a Montebelluna appartenente a una coppia di coniugi ignari e non intenzionati a vendere. Credendo di essere in possesso di un accordo preliminare, l'acquirente ha versato al truffatore 55.000 euro tramite bonifico bancario e 5.000 euro in contanti. Trascorsi 3 anni senza che la compravendita si concretizzasse, l'acquirente ha avviato una causa civile con l'agenzia immobiliare per recuperare i soldi versati, scoprendo così la truffa. In questi casi era importante prendere visione già del preliminare che doveva essere già stato sottoscritto tra la società immobiliare e la parte venditrice, quantomeno per riscontrare appunto la volontà della parte venditrice di alienare il bene, che in questo caso non era presente. Le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato che parte dei proventi della truffa, pari a 49.000 euro, erano finiti su un conto corrente di una società intestata formalmente alla cognata dell'indagato, sua complice, ma gestita effettivamente da lui. Gli altri 9.500 euro sono stati investiti in un'attività imprenditoriale per nascondere l'origine del denaro. I finanzieri hanno quindi denunciato l'uomo per truffa, riciclaggio e autoriciclaggio con l'aggravante del danno patrimoniale rilevante. Il Tribunale ha emesso un decreto di sequestro preventivo di 9.500 euro all'uomo e di 49.000 euro alla parente. Finirà anche sul tavolo del Ministro per l'Istruzione Valla di Tara il provvedimento che è stato adottato nei confronti di una professoressa del Foscarini di Venezia che su Facebook ha bollato con delle frasi molto offensive le frecce tricolori. Si stanno valutando dei provvedimenti, non sono stati adottati finora, mentre la docente dice nessuna offesa da parte mia alle forze armate. Immaginate di passeggiare lungo la spiaggia del Lido accompagnati solamente dal rumore del mare. Improvvisamente il boato di 7 jet lanciati ad una velocità che varia tra i 220 e i 610 km all'ora fa sobbalzare voi e chi vi sta vicino e vi scappa un'esclamazione che non è esattamente un complimento. Quell'affermazione Elena Nonvelier, professoressa al liceo Foscarini di Venezia, non l'ha solo pensata. L'ha scritta in un post di Facebook che ha innescato una polemica che in 48 ore, passando anche per un articolo apparso sulla stampa locale, è culminata con l'annuncio di un'interrogazione al ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara da parte del senatore mestrino Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama e componente della Commissione Difesa. È un'indecenza, ha detto Speranzon, che chi è pagato dallo Stato per istruire i cittadini di domani insegni invece ad odiare la patria ed i suoi simboli. Nel post, peraltro, accanto a diversi messaggi di empatia e vicinanza, era già apparso qualche commento in cui si criticava l'espressione usata dalla professoressa. Le frecce tricolori erano a Venezia per la celebrazione del 4 novembre in Piazza San Marco col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La docente potrebbe rischiare un provvedimento amministrativo come la censura a discrezione del dirigente scolastico, ma c'è chi paventa addirittura il ricorso all'articolo 290 del Codice Penale sul vilipendio delle Forze Armate. E chi ha offeso le Forze Armate, ha risposto lei in un nuovo post. Ce l'ho con l'inquinamento acustico e atmosferico provocato, come i gas serra, nonché con la pericolosità non solo per persone fisiche ed edifici, ma anche per animali, specialmente volatili e uccelli migratori, per non parlare dei costi. Al di là di questo caso, a Venezia da tempo è aperto un dibattito sull'opportunità di sorvolare la città così da vicino, un dibattito rinnovato con queste immagini anche quest'anno da Venezia.com. Il prezzo delle frecce tricolori lo aveva invece chiarito lo stesso ministro della difesa Guido Crosetto l'anno scorso. Il costo di un'ora di volo si aggira sui 7.000 euro ad aereo. E parleremo forse di questo caso lunedì prossimo intervistando il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che sarà a Mestre nell'ambito del Festival delle Idee organizzato da Marilisa Capuano. Vediamo un altro titolo, questa volta dal Gazzettino. Soffro di svenimenti improvvisi, la confessione del 22enne alla guida del furgone che travolse e uccise Giulia. Indagini sulla patente incompatibile con la malattia e il fatto di cronaca, ricorderete che risale a qualche mese fa, questa ragazza in bicicletta fu travolta da questo furgone che improvvisamente sbandò in viale della Repubblica. È indagato per omicidio colposo l'autista del mezzo pesante che martedì sera ha investito e ucciso una camionista di 61 anni a Padova. L'incidente è accaduto nel piazzale di un'azienda. I sindacati puntano il dito sulla sicurezza nel settore della logistica. Non si fermano le indagini sul tragico investimento avvenuto poco prima delle 18 di martedì in quest'area dell'azienda Finesso di Padova, costato la vita a Silvia Palliscek, 61 anni, camionista italo-tedesca residente a Brogliano nel Vicentino. Nel registro degli indagati è stato iscritto con l'accusa di omicidio colposo l'autista del mezzo pesante che l'ha investita, un 39enne romeno. Fondamentali per chiarire l'esatta dinamica le registrazioni delle immagini girate dalle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti raccolte dagli agenti della Polizia Locale di Padova sul posto con gli ispettori dello Spisal. Un tragico incidente che riporta l'attenzione sulla sicurezza di chi lavora in un settore delicato e strategico come quello della logistica. Immediata la mobilitazione del sindacato. C'è un problema di sicurezza e molto spesso la sicurezza è legata non solamente alle distrazioni che ci possono stare. Sappiamo che Finesso è una ditta anche attenta alle questioni di sicurezza all'interno del magazzino, ma ciò non basta perché il mondo della logistica si compone di un mercato molto spesso che si forma attraverso aste a ribasso. A disposizione degli inquirenti l'azienda Finesso, che per voce del suo avvocato Marco Donà sottolinea come in 90 anni di storia questo sia il primo tragico incidente sul lavoro e come il dialogo con il sindacato resti fondamentale. Anche per il tipo di attività e progetto della società stessa, la collaborazione e il dialogo con il sindacato rimarrà ed è totale. C'è apertura con quest'ultimo e quello che posso dire in questo momento è che comunque l'azienda è concentrata nel confermare e mantenere il presidio sulla sicurezza sul luogo di lavoro. Granchio blu e mucillagine sono due delle cause delle pessime condizioni in cui versa la pesca in Veneto, e domani ci sarà una grande manifestazione delle associazioni di categoria. Tutto il litorale veneto presenta una moria di circa il 100%. Questo significa che per gli operatori da circa 15 giorni sono tecnicamente a casa. 100% di moria di vongole, circa il 60% di cozze. Sono i dati allarmanti di un settore al collasso. Granchio blu e mucillagine hanno messo in ginocchio la produzione e le colture. Noi venerdì scenderemo in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sostenibilità ambientale, produttiva ed economica di questo comparto. Alle 8 di mattina di venerdì 40 barche lasceranno gli ormeggi da Chioggia e Venezia diretti alle Zattere. Le barche rimarranno legate lì. Una delegazione incontrerà l'ammiraglio della direzione marittima di Venezia, la prefettura, alcuni esponenti della giunta regionale e del Consiglio. Cosa possiamo fare? Gli enti competenti possono sostenerci in questi piani di ricomposizione ambientale e produttiva, dove tenteremo di disseminare la vongola, di fare gli spostamenti e di fare una gestione ottimale di questa risorsa, se
riuscirà a ricrearsi, se riusciranno a ricrearsi le condizioni ottimali per poterla raccogliere. Un problema che diventa emergenza dal punto di vista economico e umano. L'attenzione, secondo Legacoop Veneto, va posta anche sulle risorse che le istituzioni devono investire per far fronte ai cambiamenti climatici. L'innalzamento delle temperature ha portato la colonna d'acqua ad arrivare alla base dove ci sono le vongole a una temperatura molto calda e quindi il sedimento, la mucillagine crea un fenomeno di anossia, facendo di fatto morire le vongole. Tutte ragioni che portano i pescatori venerdì a manifestare. L'iniziativa promossa da Cogevo dopo la riunione con le associazioni di categoria Lega Pesca, Federcoop Pesca, Agici, Agrital e Coldiretti. Chiediamo davvero una solidarietà da parte di tutti, in particolare delle istituzioni. Siamo sfiniti, siamo in una fase dove le energie mancano. E abbiamo parlato molto di economia dopo la vittoria di Trump ieri sera. La nostra economia potrebbe subire dei problemi, potrebbe avere difficoltà soprattutto per quanto riguarda le imprese che esportano molto negli Stati Uniti dal Veneto, perché Trump vuole mettere dei dazi pesanti. Ma intanto le aziende resistono in Veneto, ma non tutte se la passano bene. È il caso di un'azienda che chiude i battenti a Bassano del Grappa, la FAIB, nel settore dell'automotive, lascia a casa una trentina di dipendenti. La FAIB di Bassano, azienda leader nell'automotive, chiude definitivamente i battenti e lascia a casa 32 dipendenti. In realtà non una doccia fredda per chi lavorava fino alla settimana scorsa all'interno degli stabilimenti di via Portile, che seguivano i più grandi marchi del settore a livello mondiale, perché, ci spiegano, è da mesi che si ventilava aria di crisi. Ma trovarsi davanti al fatto compiuto è tutta un'altra cosa. Noi dipendenti abbiamo visto che i problemi vengono un po' da lontano, una mancanza di commesse, difficoltà di stare sul mercato con, ripeto, dei competitor molto aggressivi. Sappiamo anche che il mercato dell'automotive nell'ultimo tempo è in forte crisi e ci è stato prospettato la impossibilità di continuare con l'azienda, e quindi noi ci siamo trovati con la nostra rappresentanza sindacale e abbiamo accettato la situazione, consci che non c'erano le possibilità di andare avanti. A fare la sua parte anche il cambiamento della concezione automobilistica, oggi puntata verso il green. E noi abbiamo sempre lavorato anche molto per la Germania, e sappiamo che anche ditte tedesche sono in forte crisi e hanno messo in cassa integrazione i loro dipendenti. Molti di noi lavoravano in questa azienda da moltissimi anni e ci ha fatto molto crescere. Di questo ringraziamo anche la proprietà, perché ci ha dato la possibilità di crescere come professionalmente. E rammarica anche il fatto che la ditta fosse caratterizzata da specifiche competenze. Noi eravamo veramente un settore di nicchia nello stampaggio a caldo della lamiera, con attrezzature molto specifiche, e quindi pensavamo che, essendo in questo segmento molto specifico, si salvaguardasse dalla crisi generale, ma purtroppo evidentemente non è stato così e l'azienda ha deciso di chiudere. Fa un certo effetto vedere che l'ennesimo stabilimento, l'ennesima azienda, tra l'altro è enorme come azienda, chiude i battenti qua a Bassano. Un pezzo di storia anche della città, mi dispiace veramente che chiuda, e anche tanti dipendenti rimangono senza lavoro, e anche le famiglie che sono dietro, e quindi ripeto, ci facciamo forza sulla nostra professionalità acquisita in questi anni per cercare una sistemazione, ma non sarà facile. Sentiamo ovviamente il commento dei sindacati che hanno deciso una mobilitazione, vediamo. L'azienda si è trovata negli anni ad affrontare vari percorsi di crisi, ma purtroppo siamo arrivati ad oggi che si è dovuto mettere la parola fine. L'azienda di cui parla Angelina Frison, referente FIMCISL Vicenza, è proprio la FAIB di Bassano, leader nell'automotive, che l'esponente sindacale ha seguito passo passo negli ultimi tempi per cercare di capire come muoversi per evitare il licenziamento dei 32 dipendenti, 32 persone che vanno a pesare su altrettante famiglie bassanesi. Purtroppo sono molteplici i motivi che hanno portato alla chiusura dello storico stabilimento di via Portile, a cominciare dalla pesantissima crisi del settore. FAIB lavorava
circa per l'80% per Stellantis. Stellantis, lo sappiamo tutti, la proclamazione degli esuberi che ha fatto, delle difficoltà, e si continua a chiedere al governo investimenti ed incentivi, tanto più che abbiamo saputo che nell'ultima legge di bilancio quel fondo investimenti destinato ad automotive è stato tagliato dell'80%. E ora i lavoratori, anzi gli ex lavoratori di FAIB, devono fare i conti con la ricerca di un nuovo lavoro, considerando che tra loro c'è anche chi dovrebbe andare in pensione a brevissimo termine. Per la maggior parte è partita la NASPI, i 2 anni di disoccupazione per capirci, ma non sarà certo una passeggiata. Dispiace perché i lavoratori di FAIB hanno acquisito delle competenze importanti, delle professionalità importanti negli anni, e noi come sindacato siamo sicuri che riusciranno sicuramente a trovare nuove opportunità, ma questo comporta comunque che per un territorio come Bassano, comunque una chiusura di un'azienda importante con 51 anni di storia, un marchio importante come FAIB si farà sentire a livello sociale nel comprensorio. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con i nostri registi Mattia Pizzai e Alberto Pivetta, e poi avremo collegata in diretta Adele Biondani, che è la presidente del Banco Alimentare del Veneto. C'è in vista un'importantissima iniziativa che è quella della colletta alimentare, ne parliamo fra 2 minuti. State con noi. In diretta con Focus TG, sabato 16 novembre, la 28ª giornata nazionale della colletta alimentare. Si svolgerà anche in Veneto con 15.000 volontari impegnati in 800 supermercati. Ne parliamo con Adele Biondani, che è presidente del Banco Alimentare del Veneto. Buongiorno Presidente. Buongiorno, grazie per l'invito. È una grandissima opportunità per noi questo invito per parlare di questa iniziativa che proponiamo a tutti i veneti il giorno 16 novembre. Grazie molte a lei. Ecco, ci racconta qual è il grande contributo intanto del Banco Alimentare del Veneto, che è stato fondato da suo padre Guido 30 anni fa, una realtà che lei segue da tantissimo, che veramente aiuta molto, ha aiutato migliaia e migliaia di famiglie in questi anni, ed è particolarmente importante adesso, una fase in cui i dati sull'indigenza purtroppo dicono che sono quasi 6 milioni gli italiani che sono in povertà assoluta. Ecco, ci può dire intanto che cos'è la colletta alimentare e poi l'attività della Fondazione e del Banco? La colletta alimentare è un evento che si svolge il 16 novembre in 800 supermercati nel Veneto, ma in moltissimi altri supermercati in tutta Italia, dove ci vede coinvolti noi, Banco Alimentare, insieme a tutte le associazioni, agli alpini, i bersaglieri, l'Esercito, i Lions, Rotary, cioè tutte le realtà che in qualche modo si vogliono mettere a disposizione di chi in questo momento è in difficoltà. All'entrata dei supermercati ci saranno i nostri volontari con la pettorina arancione con la scritta Banco Alimentare, che chiederanno a chi va a fare la spesa di fare una piccola spesa anche a favore di chi oggi è in difficoltà. E all'uscita ci saranno altri volontari, sempre con la pettorina, che ritireranno i pacchetti che riceveremo e verranno poi scatolati e portati nei nostri 2 magazzini, che sono uno a Pianiga e uno a Verona. Questo perché la nostra è un'attività che certamente il 16 novembre è un'attività, diciamo, più aperta al pubblico, ma che giorno dopo giorno, grazie al lavoro di 200 volontari, si occupa di recuperare e raccogliere tutti i prodotti alimentari che sono perfettamente commestibili ma non più commercializzabili, per darli alle associazioni che sul territorio veneto si occupano assistono le persone in difficoltà. Purtroppo, come diceva lei prima, il numero degli indigenti sta crescendo ed è sempre meno visibile nella nostra quotidianità, ma sempre più presente nelle persone vicine a noi. Ecco, diciamo che quindi si tratta in gran parte di prodotti in scadenza, oppure
leggevo sono risultati diciamo inidonei, nel senso che magari c'è qualche difetto, c'è un olio al posto di un altro, oppure dei pomodori che arrivavano da un paese che... Insomma, ci sono anche ci sono molti aneddoti sul recupero di questi generi alimentari, no? In questi 30 anni di vita abbiamo visto tante grandi opportunità di raccolta e di recupero di un prodotto che è ancora perfettamente commestibile, ma che se non fosse gestito dalla nostra rete sarebbe destinato a diventare un rifiuto alimentare. Per esempio un errore di etichettatura oppure un errore di grammatura della macchina, piuttosto che un prodotto destinato a un mercato straniero con l'etichetta con la lingua straniera, ma il mercato non lo recepisce più, per cui il prodotto è perfetto ma non può essere venduto sul mercato italiano. Quindi tutti questi prodotti sono certamente accompagnati dalla certificazione di qualità del prodotto e vengono poi distribuiti. In questo modo andiamo a ridurre lo spreco alimentare, ma nello stesso tempo diamo un valore a chi in questo momento è in difficoltà. Ecco, Presidente, so che avete sempre dei rapporti molto stretti con Mirella Tuzzato, la nostra Mirella Tuzzato, che ogni mattina conduce Sveglia Veneti, e collaborate attivamente. Mirella è veramente una macchina da guerra, come sappiamo, fa tantissimo per le persone in difficoltà. Vediamo una delle tante iniziative di Mirella, cioè una giornata di inclusione. Questo risale a quest'estate, vediamo. Erano un centinaio tra ospiti e accompagnatori i partecipanti alla giornata organizzata tra Possagno e Valdobbiadene. L'iniziativa è partita dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che si è fatta carico dell'organizzazione e delle spese. Queste persone hanno bisogno di uscire, sono solo diversamente giovani e diversamente agili. Non si può chiamare continuamente disabilità questa parola orribile, e soprattutto cercare di far capire alla società che devono guardarli con occhi diversi, perché tutti diventeremo diversamente giovani, avremo dei problemi, però ciò non toglie che possiamo uscire, possiamo vedere, perché gli occhi non invecchiano mai e chi è in condizioni di uscire, deve poter usufruire di queste meraviglie. Siamo orgogliosi di ospitare qui tutta questa bella comitiva che ci porta sicuramente a pensare a quelli che sono i valori della vita e quindi quelle che sono le necessità che dobbiamo anche noi, alle quali anche noi dobbiamo adeguarci, e quindi a quella dell'inclusività. Un percorso che stiamo facendo anche come museo, quello del Museo Senza Barriere. Non siamo ancora arrivati all'ottimale, ma ci stiamo lavorando, perché è giusto che tutti possano godere delle bellezze come quelle di Antonio Canova. Nella casa natale del grande artista e nella gipsoteca i visitatori, divisi in piccoli gruppi, hanno potuto conoscere da vicino e apprezzare le opere conservate, accompagnati dalle guide del museo. Sono stati una dozzina i centri per persone disabili che hanno aderito all'iniziativa, sia residenziali sia occupazionali, e anche dalle case di riposo la partecipazione è stata significativa. Allora, questa era, diciamo, una delle tantissime iniziative della nostra Mirella Tuzzato. Presidente, tornando ai volontari che saranno impegnati il 16 novembre, vedevo proprio provincia per provincia 4.000 volontari a Padova, 3.800 a Verona, a Vicenza 2.800, a Venezia 2.400, a Rovigo 1.100, a Mantova, c'è anche Mantova 900, in 800 supermercati, quindi veramente un'operazione ciclopica che coinvolge appunto 15.000 persone, che sono un vero e proprio esercito. Sì, l'esempio di Mirella è un esempio evidente e concreto di quello che può essere una collaborazione continua e costante sul territorio. Senza realtà, le organizzazioni sul territorio come quelle di Mirella, ma come la Caritas, la San Vincenzo, le mense per senza fissa dimora, senza la loro continuo e costante lavoro, che spesso è
sotto traccia, non sempre evidente, la nostra funzione sarebbe inutile, perché non avremmo nessuno attraverso cui distribuire i prodotti che raccogliamo. E questa collaborazione che si svolge durante l'anno si rende ancora più evidente durante la giornata della colletta alimentare, perché in quel giorno tutte le associazioni, tutti i volontari sono insieme per raccogliere per tutti, nel senso della solidarietà comune che contraddistingue il nostro operato. Ecco, senta Presidente, parliamo anche più in generale della condizione di tante famiglie. Dicevamo, in aumento la povertà, sono in aumento anche gli sfratti, tutto questo si riflette anche poi il sostentamento di persone che magari sono già deboli e che vengono allontanate dalla loro abitazione. Spesso si tratta anche, bisogna dirlo, di inquilini morosi che stanno per anni in appartamenti che i proprietari vogliono, che i proprietari vogliono riavere. Vediamo il caso di 54 famiglie in via Pisa a Treviso che hanno ottenuto il rinvio dello sfratto al 2025 dall'ufficiale giudiziario. Sentiamo Nicola Marcato. Lo sfratto per 54 famiglie di via Pisa a Treviso è stato bloccato e rinviato al 2025, offrendo un temporaneo sollievo agli inquilini. L'ufficiale giudiziario, che ha formalizzato il rinvio questa mattina recandosi sul posto, ha confermato la decisione. Tuttavia la preoccupazione per il futuro di queste famiglie persiste. Gli appartamenti situati ai civici 16, 18 e 20 sono parte di un complesso immobiliare gestito con un sistema a scatole cinesi, una ditta affitta un'altra che poi subaffitta alle famiglie. L'immobile, che ospita 54 appartamenti, è finito all'asta a causa del fallimento di una ditta che aveva contratto un debito di 8 milioni di euro per la ristrutturazione. Nonostante gli inquilini fossero sempre regolari con gli affitti, sono ora costretti a lasciare le loro case, vendute ad una terza ditta per 1.800.000 euro, senza possibilità di acquisto per le famiglie. Il centro sociale Django spiega che queste famiglie non hanno ancora trovato un'alternativa abitativa e non intendono andarsene. Anche il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso preoccupazione per la situazione che coinvolge più di 400 persone. Ovviamente siamo preoccupati perché si parla di un numero importante di nuclei familiari. Ho sentito poi delle dichiarazioni dove l'amministrazione avrebbe dovuto comprare quell'immobile, cioè fantapolitica, giusto per scaricare le responsabilità. Ecco, credo che in questa fase non ci siano responsabilità da scaricare, ma soluzioni da trovare. Il mio pensiero va alle famiglie, ovviamente sarà nostra cura cercare di metterci in contatto con la nuova proprietà per capire quali sono i programmi e soprattutto per chiedere delle garanzie nei confronti di questi nuclei familiari. Ecco, il sindaco Mario Conte è sempre, devo dire, molto vicino ai cittadini e ai loro problemi, non così, Presidente, spesso con la politica nazionale che per esempio molto spesso rappresenta un paese dove c'è benessere, dove l'economia tira, dove aumenta l'occupazione, dove è stato tagliato il cuneo fiscale, però va anche detto che se si va al supermercato o a comprare la frutta si vede un rialzo dei prezzi davvero esorbitante e proibitivo per milioni di persone a questo punto. Sì, quello che noi stiamo vedendo sempre più spesso, soprattutto negli ultimi anni, è questa variabilità di chi richiede di essere assistito. Mi spiego meglio. Fino a qualche anno fa, una decina d'anni fa, c'era comunque uno zoccolo duro di assistiti e diciamo una parte degli assistiti che era molto legata al mondo degli extracomunitari. In realtà quello che noi stiamo vedendo nell'ultimo periodo è che spessissimo chi richiede di essere aiutato sono famiglie che fino a qualche mese fa sono state in una situazione di equilibrio instabile, ma riuscivano comunque a soddisfare i primari bisogni della famiglia, e poi succede un qualsiasi imprevisto, che può essere una malattia, un incidente, una separazione, o qualsiasi situazione inaspettata che mette in difficoltà una famiglia. In quel momento realtà come quelle di Mirella o come tutte le altre associazioni convenzionate con noi sono essenziali, perché
utilizzano il cibo per soddisfare un bisogno primario, ma lo utilizzano come un metodo di entrata in comunicazione per accompagnarli in questo momento di difficoltà, che spesso è transitorio e quindi magari fra 3 mesi questa situazione non si verifica più, non c'è più la necessità di essere aiutati, però questa variabilità è sempre più frequente. Purtroppo è così. Allora, Presidente, andiamo altri 2 minuti di pubblicità e poi torniamo da lei a tra poco. Diceva la Presidente del Banco Alimentare del Veneto, Adele Biondani, che a volte basta davvero poco per ritrovarsi sul lastrico, ne sanno qualcosa i tanti risparmiatori delle banche, delle ex banche popolari. Vediamo il servizio di Daniele Garbin. La questione dei cittadini truffati con il fallimento delle banche venete non è chiusa. Bisogna trovare tutte le risorse che ancora esistono nei capitoli di bilancio dello Stato per dare una risposta a tanti risparmiatori che non hanno più visto restituiti da questa truffa i soldi che li avevano investiti. Il 31 ottobre 2023 aveva cessato la sua attività il FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito da un'apposita legge per risarcire i risparmiatori danneggiati nonostante la presenza ancora di un cospicuo residuo economico rimasto nelle casse dello Stato proveniente dai cosiddetti conti dormienti. Nelle scorse settimane abbiamo incontrato i responsabili delle associazioni che in questi anni hanno seguito i cittadini appunto truffati. Abbiamo visto con loro quelle che possono essere delle soluzioni ancora possibili e come componenti della prima commissione consigliare di tutti gli orientamenti politici abbiamo presentato una mozione con la quale chiediamo che l'amministrazione si faccia interprete presso il governo di questa istanza affinché appunto si trovino nelle pieghe del bilancio dello Stato ancora delle risorse che ci sono. Altra possibilità potrebbe essere il ricorso all'arbitro delle controversie finanziarie istituito dalla Consob, che si è rivelato efficace in altre situazioni, con il 90% di accoglimento delle richieste di risarcimento presentate. Un meccanismo che potrebbe essere efficace per chi, solo per semplici vizi di forma, non ha potuto accedere ai fondi. Attualmente sono ancora migliaia i risparmiatori esclusi. Per questo chiediamo appunto che il governo si impegni, lo chiediamo anche a tutte le forze politiche e parlamentari affinché con dei passaggi normativi si trovino fuori queste risorse che spettano in definitiva per tante persone e che in questi anni si stanno battendo per vedere riconosciuti i loro diritti. 30 anni di concreta solidarietà da parte del Banco Alimentare del Veneto, quindi molti complimenti alla Presidente Adele Biondani. Sabato 16 novembre la colletta alimentare, davvero un esercito di volontari per raccogliere generi alimentari che poi, Presidente, come vengono distribuiti in sostanza, con quali criteri e con quali regole, insomma? Ma la distribuzione è complessa ma molto semplice nella spiegazione. L'associazione che si convenziona con noi al momento del convenzionamento dichiara il numero di assistiti e la modalità di assistenza in funzione di questi 2 criteri e la tipologia di persone che ha tra gli assistiti, perché è evidente che se ha più bambini piuttosto che persone adulte, magari se ci sono abbiamo un'attenzione un po' più particolare nella distribuzione. In funzione di questi 2 parametri abbiamo il SAP che gestisce sia l'amministrazione che la distribuzione in magazzino. Questo tipo di questi criteri ci permettono di fare la distribuzione mensile alle associazioni. Le associazioni vengono presso i 2 nostri magazzini, appunto quello di Pianiga e quello di Verona, e in questi 2 magazzini distribuiamo i prodotti alimentari. Sempre tutto grazie ai nostri 200 volontari, perché per questo per me è fondamentale da sottolineare. La nostra è un'attività che si basa solo grazie al lavoro di queste persone che sono, come diceva Mirella prima, diversamente giovani,
ma che hanno ancora voglia, hanno lavorato per tutta la loro vita, ma hanno ancora voglia di dedicare una parte del loro tempo a chi è in difficoltà, e quindi vengono nei nostri magazzini a svolgere tutte le funzioni necessarie. Presidente, grazie molte, davvero complimenti e buon lavoro. Poi seguiremo la colletta alimentare sabato 16 novembre con le nostre telecamere. Arrivederci. Grazie. Grazie a voi, grazie. Arrivederci. Allora, stasera Focus alle 21:15, a volte partiamo un po' in ritardo, 21:20. Gli ospiti di questa puntata saranno Marzio Favero, Gianluca Forcolin, Michela Nieri, Michele Toaldo, Stefano Valdegamberi, Massimo Venturato e Giovanni Zorzi. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta. Vi ricordo tutti i nostri notiziari che coprono tutto il Veneto. Poi abbiamo ovviamente anche le nostre emittenti in Friuli Venezia Giulia, Trieste Tele4 e recentemente acquisita dal nostro editore Filippo Iannacopoulos anche TV12 a Udine, quindi una copertura totale, una grande soddisfazione anche da parte dei nostri inserzionisti, perché su Media Nord-Est i messaggi arrivano forti e chiari. Grazie a tutti, Mattia Pizzaia, Alberto Pivetta in regia, ci vediamo stasera se lo vorrete a Focus.